Audace Tesino, perdono la vita i biancoazzurri. La spunta sorpresa uno straripante Tesino che passa in vantaggio al 29esimo con la rete di Minati lanciato solo contro Gozzer. L'Audace reagisce e va più volte vicino al pari con Battisti Orlandi colpendo inoltre una traversa a riga con Lazzari e una traversa con Martinelli. Nella ripresa la formazione di casa si sbilancia e invade la metacampo ospite, ma all'85esimo il Tesino riesce a trovare il contropiede decisivo per mettere in ghiaccio la partita conclusa da Moranduzzo. 3 minuti dopo Sartor completa l'impresa e firma la terza rete. Sconfitta pesante per l'Audace per 0-3. Cauriol Roncegno, vittoria e terzo posto consolidato per la Cauriol. Il match è molto spezzettato dall'arbitro. Al 19esimo sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Andreatta su punizione. Fino all'intervallo Nicoletti fa buona guardia alla porta del Roncegno. Nel secondo tempo la confusione regna in campo. Al 64esimo Rick parte e il viene esteso in area. Dal dischetto Rizzato non fallisce. Azzolini lascia indizi gli ospiti e a questo punto i neroverdi cercano di avanzare. A 7 dalla fine la Cauriol trova il guizzo vincente con Samuel Partel. All'87esimo chiude i conti De Tomaso con un sinistro giro nell'incorso lontano. Termina 3-1. Cornazzo Oltrefersina, partita molto combattuta conclusa con la vittoria dei locali. Il match vede l'Oltrefersina più determinata a vincere che non merita la sconfitta. Il match si sblocca al 22esimo con Guadagnini che sfrutta una discesa dalla sinistra dell'addio in sacca. Gli ospiti reagiscono e creano diverse occasioni, ma i vari Ceccarini e Bortolotti peccano di precisione. Nella ripresa la partita continua con l'Oltrefersina in forte pressione ma colpisce solo un palo, trovando sempre Vecchi in splendida forma. La partita non vive grosse emozioni nel finale, e così la partita si conclude 1-0. Ortigarale e Montipallidi, vittoria e vita per i rossoblù. Su un campo difficile partono bene però gli ospiti che dopo 8 minuti trovano la rete del vantaggio con De Ville, al termine di una bella azione avviata dalla difesa. Poco dopo arriva il pareggio di Mattia Floriani che segna sfruttando anche una carambola di un difensore. Al 25esimo Floriani raddoppia con un delizioso pallonetto. Nel secondo tempo la Montipallidi ritorna bene in campo ma si sbilancia troppo e subisce la terza rete rossoblù con El Jad. Vincono i padroni di casa che tornano in vetta con una giornata in meno. Termina 3-1. Valsugana Primiero. Tornano a vincere dopo diverso tempo i gialloverdi. La partita è piuttosto noiosa e con pochi spunti. Alla mezz'ora ci prova Andriollo ma senza creare grattacapi a Zanona. Poco dopo Simone Orsolin calcia dopo un'uscita errata di Spagolla ma dal vertice dell'area piccola colpisce il palo. Nella seconda frazione di gara spinge il Valsugana, ma il Primiero a sfiorare il vantaggio. Al 76esimo il match si risolve grazie a una punizione magistrale di Valentino Pasquazzo, con Zanona che tocca ma non basta. Nel finale spinge il Primiero ma senza impegnare Spagolla. Perdono gli ospiti, termina 1-0.